Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Toscana, nella provincia di Arezzo, a Cortona, 494 metri sul livello del mare, 23.000 abitanti circa. Il paese è formato da varie frazioni, ma noi oggi ci concentreremo sul borgo antico, che ha molte testimonianze di epoca etrusca, epoca romana, medievale, rinascimentale, ma come sempre l'itinerario inizia con il primo cittadino. Siamo nella sala del Consiglio Comunale dove da 700 anni si amministra giustizia, come recitano i documenti dell'epoca. E qui dentro c'è condensata una parte importante della nostra storia. Alla mia destra il ritratto di Luca Signorelli con sotto la figura allegorica che rappresenta la giustizia. Alla mia sinistra Pietro Berrettini, detto Pietro da Cortona, uno dei grandi artisti del barocco italiano. In alto, sopra la mia testa, c'è la fortezza medicea del Girifalco e soprattutto il santuario di Santa Margherita da Cortona, nostra patrona. Davanti a me il grande caminetto con lo stemma dei Medici che testimonia del dominio che la famiglia fiorentina ebbe su Cortona a partire dal Rinascimento. Sopra la mia testa ancora ci sono tutti gli stemmi dei comuni, dei liberi comuni alleati di Cortona e naturalmente lo stemma di Cortona che ricorre in maniera continua. Questo è un po' il compendio della storia di Cortona, storia peraltro lunghissima che affonda le sue radici nella leggenda fondata da Dardano, il mitico fondatore di Troia. 3000 anni di storia di cui si possono scorgere ancora oggi le testimonianze. Le mura etrusche e romane, una serie di emergenze etrusche che fanno parte del parco archeologico del comune di Cortona. E naturalmente le chiese, le tante chiese. Naturalmente possiamo trovare in giro per la città testimonianze afferenti appunto a Luca Signorelli, Pietro da Cortona, ma anche al Beato Angelico. Ma soprattutto oggi possiamo verificare invece come sia assolutamente presente e importante l'epoca dei liberi comuni, di cui questo palazzo, il Palazzo Comunale, è la più importante testimonianza. In realtà costituito da due palazzi, quello del capitano del popolo e quello del questore giudiziario, che furono unificati in epoca medievale. Penso che si possa dire che questa Cortona sia oggi uno degli esempi più classici delle città d'arte toscane in genere. Così come è contornata da una campagna fatta a gradoni di epoca leopoldina e naturalmente tutelata in tutte le sue parti da un'assoluta inedificabilità che ne conserva la magia e la freschezza nonostante le migliaia di anni che sono passati. Alla mia sinistra vedete il gonfalone della città di Cortona, che riporta il leone di San Marco Evangelista con il libro chiuso. È importante perché praticamente è lo stesso simbolo di Venezia. La differenza sta proprio nel fatto che Venezia invece ha il leone di San Marco che regge il libro aperto.
Cortona ha una religiosità antichissima, sono tante le chiese presenti in città come sono tanti i monasteri e i conventi. Noi ci concentreremo sulla cattedrale e sul museo diocesano che presenta il simbolo di Cortona nel mondo, l'annunciazione del Beato Angelico. Ma andiamo ad incontrare il parroco. Siamo nella cattedrale di Cortona. La titolare della cattedrale di Cortona è Maria Santissima Assunta in Cielo. La potete vedere nella vitrage e intorno alla Madonna ci sono tutti i nostri santi cortonesi. A sinistra San Leone Magno con la faccia del Papa Giovanni XXIII, perché questa vetrata è stata fatta nel 1960 dal vescovo regnante Monsignor Franciolini. San Leone Magno, dice la tradizione, che era papa proprio cortonese. Poi abbiamo il beato Guido Vagnottelli, compagno di San Francesco, il beato Pietro Capucci, alla destra Santa Margherita, il beato Colino Zeffirini e la Veronica Laparelli. Quest'anno celebriamo il centenario della venuta di San Francesco a Cortona. Verrà anche il padre Cantalamessa e farà una bellissima catechesi proprio nella piazza. San Francesco è venuto qui e proprio davanti a questa chiesa, allora non era cattedrale, era soltanto una pieve, perché la cattedrale era fuori dalla città, dove San Vincenzo, il primo vescovo di Cortona, martire, aveva la sua cattedrale, ecco, cattedrale costruita proprio sopra il corpo di San Vincenzo. Questa è diventata cattedrale nel 1325, quando il Papa Giovanni XXII la fece cattedrale. Poi è stata rifatta nel 1507, una bellissima chiesa con dei bellissimi altari. Delle bellissime pitture, in modo particolare Signorelli, in modo particolare il Berrettini. Chiesa amata da tutti i cortonesi. E San Francesco di Assisi nel 1211 si fermò qui in questa pieve e fece una catechesi e portò via due cortonesi principali, il beato Guido Vagnottelli e Frate Elia. Frate Elia, che lo chiamava, era un ingegnere, lo chiamava la mia mamma perché gli faceva ogni cosa. Ha costruito le tre chiese di San Francesco ad Assisi e poi due chiese qui, e a Assisi è sepolto San Francesco e qui a Cortona è sepolto il Frate Elia. Un giorno si trovava a pranzo in casa del beato Guido Vagnottelli e disse: «Oh Guido, portami in un luogo dove ci siano gli uccelli, dove ci sia l'aria, dove ci siano le piante, l'acqua». E Guido Vagnottelli disse: «Ho un piccolo podere qua nella valle», e lo portò dove oggi sono le celle di Cappuccini. Lì costruì una cella che ancora rimane. E poi Frate Elia incominciò a costruire questo piccolo convento che oggi è un nido di rondine, che è famoso in tutto il mondo di Cortona. La patrona di Cortona è Santa Margherita.
Qui abbiamo la nascita di Gesù. Guardate questa nascita di Gesù, io sono la luce del mondo. Guardandola c'è tutta una gioia che il Redentore viene in mezzo a noi. Davanti alla cattedrale c'è un bellissimo museo, il Museo Diocesano. Infinite sono le opere, una sala dedicata tutta al pittore Luca Signorelli. E l'Annunciazione del Beato Angelico, la più bella del mondo, pensate. Il Beato Angelico è stato qui a Cortona tanti anni e l'ha pitturata proprio in quel tempo. Pensate che c'era un bellissimo convento dei domenicani che davano il tono a tutta quanta la città. E quando il Beato Angelico stava a pitturare la Cappella Giulia a Roma, il Papa stava tutto il giorno con lui. E un giorno gli disse: lo sai, è morto l'arcivescovo di Firenze, ho già pensato che farò. Chi fa? Faccio te. E il Beato Angelico si mise tanto a ridere e disse: non so guidare me stesso, immagini se sono capace di guidare i preti, i frati, le monache e i cristiani. Allora il Papa disse: dammi un consiglio. E lui disse: faccia il mio priore. E fece l'arcivescovo di Firenze, Antonino Pierozzi, che è diventato ora il protettore della città di Firenze, e Sant'Antonino. Era priore qui nel convento di San Domenico. È molto forte la presenza di San Francesco a Cortona, in provincia di Arezzo, ma adesso andiamo a scoprire un altro gioiello del comune, il Museo dell'Accademia Etrusca Città di Cortona. Il MAEC di Cortona è un'occasione imperdibile per vedere un museo dalla doppia anima. Nella parte superiore si conservano le collezioni dell'Accademia, che nasce nel 1727 e si prefigge lo scopo di studiare per la prima volta in Europa il popolo etrusco.
In questa sezione sono presenti in particolare opere di valore assoluto quali il celebre lampadario etrusco del V secolo a.C. Nei piani inferiori del palazzo invece c'è la nuova sezione del MAEC, nata nel 2005 e ampliata nel 2008, che ci presenta l'evoluzione della storia antica di Cortona, dagli Etruschi alla dominazione romana. Con alcuni pezzi di eccezionale interesse, quali ad esempio la Tabula Cortonensis, terzo testo etrusco più lungo al mondo. Dal 2008 il MAEC di Cortona si è ampliato attraverso un parco archeologico nel territorio con oltre 11 siti, fra cui l'eccezionale tumulo etrusco con altare e terrazza del VI secolo a.C. ed ha operato una politica internazionale organizzando mostre con i principali musei europei. Nasce così nel 2008 la mostra Le collezioni etrusche dell'Ermitage e nel 2011 le collezioni del Louvre a Cortona, gli Etruschi dall'Arno al Tevere. È un'occasione questa per vedere da una parte la floridezza economica delle città etrusche che gravitavano tra Arno e Tevere e dall'altro quanta parte di questi tesori siano transitati oltre Alpe nel museo francese. Tra le opere in mostra segnaliamo in particolare il celebre busto dell'Arianna di Faleri, odierna Civita Castellana, che ci propone una spettacolare opera di coroplastica etrusca del III secolo a.C., la sposa di Dioniso, venerata e oggetto di culto da parte degli Etruschi, e una serie di oreficerie di primo livello appartenenti alla collezione Campana, come il celebre pendente con testa di Achelovo. Si può consultare il sito del museo www.cortonamaec.org. Vi aspettiamo a Cortona con questa occasione imperdibile. Adesso andiamo a scoprire i sapori di Cortona. Allora, io ho preparato questa tavola imbandita con tutti i nostri prodotti della nostra campagna. Sono, diciamo che ecco, appagano gli occhi ma anche il palato, ve lo posso garantire. Cominciamo da tutta la frutta che ora in questo momento è un'esplosione di varietà e di tutto un po'. Poi con i nostri prodotti una ricotta fatta proprio nella nostra zona, un pecorino fatto di pecora buono, fatto da un caseificio che lavora qui nelle nostre zone e che produce veramente dei formaggi ottimi. Il nostro prosciutto è un prosciutto veramente DOC, toscano. I nostri salumi, una finocchiona buonissima che viene fatta proprio tipicamente nella Val di Chiana, un sapore particolare, non eccessivamente forte, un salame, le nostre bruschette che sono un classico della nostra cucina. Per fare tutti questi piatti sicuramente ci vuole la passione e si può fare benissimo, però ci vuole tempo. E cominciamo dai peperoni. Una ribollita che è sempre buona, anche se ora in questo momento non abbiamo il cavolo nero, però va bene, con tutte le verdure, è a piacere, si può adoperare tutte le verdure dell'orto, una bella cipollina fresca ci sta bene, le nostre melanzane grigliate,
Poi abbiamo i nostri crostini classici, i nostri crostini di milza e fegatini, un fritto con tutte le verdure. Uno dice non ho niente da mangiare, prende, comincia a friggere le verdure, non c'è pranzo migliore. Poi i gnocchi, anche quelli sono gnocchi con cosa? Con quello che uno avevano in casa prima, patate, pomodoro, olio, basta. Poi qui abbiamo una buonissima minestra, noi si chiama minestra, ora potrebbe essere chiamata passata, minestra di fagioli. La sua, diciamo, ricchezza sta nei quadrucci fatti in casa, che però un consiglio se lo posso dare, è buono anche con il riso, ma con i quadrucci fatti in casa veramente è un piatto da re. Questo è pane fatto in casa, ancora caldo, se volete, proprio caldo che l'ho sfornato ora, sono delle schiacciatine con delle ciacce, noi si chiamano ciacce. Ora passiamo ai secondi. Baccalà con le verdurine di stagione, con le spinacine. Poi abbiamo il piatto della domenica, uno dei tanti, il coniglio fritto. Il coniglio fritto che era possibilmente disossato, sarebbe meglio, però va bene anche con l'osso, è buono ugualmente. Poi i pisellini sempre dell'orto, che ora in questo momento, ripeto, c'è proprio il non plus ultra delle verdure. E poi passiamo ai dolci, il dolce importante che veniva fatto soltanto per i matrimoni, per i battesimi, era la zuppa inglese. Il ciambellone, che veniva fatto da chi stava anche un pochino meglio, anche diciamo tutte le settimane. E poi abbiamo le frittelle di San Giuseppe, che sono tipiche di San Giuseppe, ma però vi garantisco che possiamo farle sempre con il riso, limone, semplicissime, poco costose ed è un dolce eccezionale. E per chiudere un brindisi con i nostri vini, che sono vini importantissimi, vitigni conosciuti in tutto il mondo. Abbiamo un Merlot, abbiamo un Sangiovese, che tra l'altro è stato imbottigliato quest'anno per festeggiare il 150esimo del Teatro Signorelli. L'olio è l'olio di Frantoio. Facciamo un invito di venire qui al Teatro Signorelli, dove troverete la cultura, un teatro meraviglioso dell'Ottocento e anche un cibo genuino e fatto in casa. Noi altri ci sanno cosa? Dagli Etruschi, giù ai Romani, al Medioevo, ci sa santi, ci sa cantanti attuali, ci sa gente come me, qualcun altro che scrivono ancora in dialetto, che vedevo di Cortona è piaciuta a tutti. Dagli antichi Etruschi fino ai nostri tempi è sempre piaciuta a tutti. E allora dovete venire per forza a vedere Cortona, ci sa di tutto. E potete venire anche a casa mia, perché a casa mia io sono un po' così, oltre che a scrivere cose. C'ho un museo di Santa Margherita che ce l'ha Macchi Freti, mi manca il pezzo più grosso che è il corpo, mi hanno detto che me vendono e quello se in caso venite a vederlo lassù. Mi fa un cenno che è quasi finita e io allora vi saluto e vi aspetto tutti a Cortona. Un incontro a Cortona è un incontro con l'arte, la storia, la spiritualità. Il Comune vi aspetta come vi aspettano tutti i borghi d'Italia, che vanno gustati non solo con gli occhi ma anche e soprattutto con il cuore. Visitate il nostro sito internet e per quanto riguarda Borghi d'Italia ci vediamo la prossima settimana. Buone passeggiate!